volevo dire che dopo questi graditissimi saluti, perché vengono dal di dentro delle cose, dei problemi, non sono, noi passeremo alla brevissima presentazione del corso attraverso la voce di alcuni dei coordinatori dei vari temi. Poi presenteremo il volume e il portale e poi faremo una pausa e poi chiuderemo con un breve nostro intervento, mio e della professoressa Castiglione, sul tema della giornata, il primo tema, e infine con i vostri auspicabili interventi conclusivi, per concludere, così come previsto, non oltre le 16:29, di modo che poi le 18, perché poi ci sia un minuto per sgomberare, no? La lavagna. Prego. Sì, grazie al professore Ruffino, vi do solo un breve saluto e poi passo subito la parola al dottore Ribaudo, che è il mio collaboratore, e dirò soltanto che sono molto contenta oggi di partecipare a questi lavori, perché da quando è iniziata la mia attività presso il centro in qualità di responsabile prima dell'archivio sonoro del Centro regionale per l'inventario e la catalogazione e poi da 2 anni a seguito dell'ultima riforma del 2010 di tutta l'attività che coordina la documentazione sonora, audiovisiva e fotografica, nonché quella cartografica delle carte antiche e anche delle carte moderne. La collaborazione con la facoltà di lettere è stata sempre conditio sine qua non, questo, e anche con quelle associazioni storiche che di fatto sono un tutt'uno con la facoltà di lettere, perché sono cresciute proprio con la facoltà di lettere. Penso appunto alla fondazione del Falco Studio con il professore Ignazio Buttita, al progetto delle parlate siciliane, cui abbiamo collaborato e che generosamente il professore Ruffino ha messo a disposizione del nostro archivio. Penso al progetto Mercati, a tutta la collaborazione con il Museo Internazionale delle Marionette, insomma, per citare soltanto alcuni esempi. Da qualche anno abbiamo incentivato, grazie alla presenza del professore Masi Ribaudo, il rapporto con le scuole, che per me è fondamentale. Abbiamo avviato tutta una serie di operazioni nel campo, nel settore dell'educazione permanente, e grazie appunto anche al punto fermo, alla pietra miliare dell'assessorato, che è Assunta Lupo, con cui appunto condividiamo un'amicizia di quasi un ventennio ormai. Quindi abbiamo creato questo archivio, che è archivio dell'Arca dei Suoni, di cui vi dirà il progettista e il curatore scientifico, che è il dottore Ribaudo, e soprattutto abbiamo sviluppato questa piattaforma rivolta agli insegnanti proprio nell'attività della formazione. Arca dei Suoni è un archivio virtuale che ha consentito anche ai ragazzi proprio questa attività didattica di rilevamento e di documentazione sul campo nella direzione della consapevolezza del valore del nostro territorio e di tutto ciò che possiamo ancora ricavare per l'incremento dei nostri archivi nel segno della tutela e della valorizzazione. Adesso do la parola al dottore Masi Ribaudo, che nel concreto vi spiegherà come funziona un poco questa piattaforma, e anche l'ultima, che è una piattaforma Click the Learn interattiva con il mondo degli insegnanti e delle scuole. Grazie, vi passo la parola a Masi Ribaudo. Vorrei dire intanto in cultura che io sono arrivato alla regione dopo 30 anni di insegnamento, e quindi la scuola è, diciamo, per me una cosa fondamentale, un universo accogliente. Sì, sono pentito, sono anche incastrato. Il dottore Gullo ci scherza sopra, insomma. E intanto volevo dire che la stima che nutro, il grande apprezzamento nei confronti del professore Ruffino, il professore Giacomato, Mario D'Agostino, il professore Buttita, insomma tutti i professori che animano l'attività del Centro Studi Filologici e Linguistici Siciliani, rende anche, mi inorgoglisce ulteriormente per la considerazione che loro hanno voluto rivolgere al lavoro che ho cercato di mettere in piedi in questi anni di lavoro alla Regione. Molto brevemente vorrei semplicemente segnalare, poi magari nei prossimi giorni, così anche personalmente sarò lieto di dare delucidazioni ulteriori, vorrei solo segnalare
questi 3 strumenti che noi abbiamo messo a disposizione negli ultimi tempi, che sono strumenti per la valorizzazione, la condivisione e l'attivazione. Uso queste 3 parole. La valorizzazione delle esperienze didattiche già realizzate, delle esperienze che le scuole, come tradizione, portano avanti nel tempo e che finalmente possono trovare una vetrina che consenta loro di essere condivise, appunto, questa seconda parola, non solo nel mondo della scuola, ma da un'utenza anche più ampia. Attivazione perché attraverso questa valorizzazione, questa condivisione, noi contiamo anche di attivare nuove esperienze per le quali mettiamo a disposizione gli strumenti. Si è detto finora che questo non è un bel momento dal punto di vista economico per le iniziative culturali, è vero, però la Regione, insieme all'Università ovviamente, dispone la somma delle due risorse, delle due forze, di notevoli strumenti per la realizzazione di esperienze. No? Il centro del catalogo, per esempio, ha delle straordinarie dotazioni che possono anche essere utilizzate insieme alle scuole per realizzare esperienze didattiche e per diffondere esperienze didattiche. Allora, brevemente dirò soltanto questo. Noi abbiamo realizzato un portale che si chiama Arca dei Suoni e che contiene un archivio interattivo, un archivio vuol dire che può essere non soltanto consultato, ma anche arricchito dalle esperienze di coloro che aderiscono a questo progetto. Scuole e associazioni culturali anche, abbiamo ritenuto di includere anche associazioni culturali. Ad Arca dei Suoni, a cui vi rinvio, è molto semplice, basta digitare su qualunque motore di ricerca Arca dei Suoni, troverete immediatamente, e se addirittura inserirete, tra virgolette, questa sequenza e poi chiederete anche la visualizzazione dei risultati omessi, come li chiama Google, troverete praticamente tutto l'archivio senza bisogno di entrare nell'archivio, cioè nel senso che ogni voce vi manderà un singolo item dell'archivio. Ad Arca dei Suoni si associa un altro archivio che si chiama Scuola Museo Redibis, che recupera tutte le esperienze didattiche realizzate dalle scuole nell'arco di più di 10 anni di scuola museo, che rischiavano appunto di essere dimenticate. Invece in questa maniera riteniamo di valorizzarle sia per la memoria storica degli istituti scolastici che per i contenuti in sé. A supporto di questi 2 archivi abbiamo realizzato un'altra piattaforma che si chiama CryptLearn, scusate l'anglicismo, insomma, una piattaforma attraverso la quale il Centro Regionale del Catalogo, non soltanto il Dipartimento, ha la possibilità, anche l'Università, ha la possibilità di mettere a disposizione nella forma di percorsi formativi sia le competenze scientifiche dei propri addetti, dei propri operatori, che le competenze tecniche. Per esempio qui in questo momento noi abbiamo le riprese che vengono eseguite da tecnici del Centro del Catalogo, le riprese video, e gli stessi tecnici sono disponibili ad aiutare le scuole a realizzare esperienze audiovisive, quindi anche dal punto di vista tecnico, non solo dal punto di vista dei contenuti. Quindi io vi rinvio semplicemente a questo indirizzo, arcadeisuoni.org, ma ripeto, basta digitare Arca dei Suoni, ci si arriva subito, e nella colonna di destra ci sono i link sia a Scuola Museo Redibis, che è in corso di stiamo caricando i materiali, che CryptLearn, quindi lì troverete quello che vi serve. Grazie. Noi rinnoviamo la nostra gratitudine per ciò che state facendo. Ecco, prima di presentare brevemente il nostro portale ancora in fase di costruzione e l'opera Lingua e Cultura in Sicilia, per un ultimo graditissimo saluto, il sovrintendente Gaetano Mullo. Io mi scuso per il ritardo, quindi non ho sentito, però immagino cosa ha detto, mi spiace non aver sentito l'introduzione del professor Rufino e del preside. È la seconda volta che partecipo a un'iniziativa di questo genere qua e come vedo è sempre affollata ed è sintomatico della centralità e del fatto che il professor Rufino, animatore e ideatore di questa iniziativa, anche se a seguito di io credo che sia il frutto più interessante, forse la legge più interessante che negli ultimi anni la Regione Siciliana abbia fatto, al netto di problemi di sanità, eccetera, eccetera. Lo dimostra la vostra presenza qua, lo dimostra la partecipazione che questi e diciamo i meccanismi che ha messo in moto questa legge, che è a costo zero. Voglio ricordare, una legge che utilizza semplicemente, sfrutta le pieghe della normativa nazionale e che di fatto ha messo in moto
un meccanismo nelle scuole di straordinaria importanza per la valorizzazione del patrimonio culturale e la valorizzazione del patrimonio in generale della Sicilia. Per il resto io sono venuto qua soprattutto per ascoltare i contributi. Il volumetto è stato curato dal professor Ruffino, l'abbiamo seguito io come funzionario delegato ed questo è il motivo per cui sono qua. Siamo in attesa che esca invece, diciamo, questo può dirsi il progetto, ecco, possiamo chiamarlo così, peraltro ben delineato, che si è avvalso di collaborazioni qualificatissime, quindi non solo, ma si è avvalsa per la prima volta di una collaborazione delle tre università più importanti, università siciliane, caso raro, devo dire. Siamo in attesa ovviamente del prodotto più corposo che servirà a voi, servirà a tutti quelli, servirà ai colleghi dei beni culturali, servirà agli amanti, diciamo, della cultura o di chi ama approfondire queste cose, un'opera che secondo me rimarrà nel corso degli anni un punto di riferimento fondamentale, sarebbe appunto i materiali che stanno per essere preparati sulla cultura siciliana e sulle, diciamo, non reminiscenze, ma tutto quello che le generazioni passate, le dominazioni passate le culture del passato ci hanno lasciato nel nostro territorio, nella nostra lingua, nella nomastica, eccetera, eccetera. Quindi io non posso che augurare buon lavoro, ringraziare tutti quelli che hanno collaborato a questa iniziativa, il professore Ruffino innanzitutto, che è stato appunto l'animatore di questo progetto. Io immagino che sarà un pomeriggio molto fruttuoso, almeno per me, dove sono venuto appunto per apprendere delle cose interessanti. Vedo qualificatissime partecipazioni. Qua volevo rimarcare una cosa, questo progetto credo che sono stati chiamati in causa per il progetto Scuola Museo. In anni ormai lontanissimi non venivo dalla scuola, ma mi ponevo il problema di come potevamo coinvolgere la scuola nella valorizzazione, nella conoscenza, nella fruizione dei beni culturali, e affrontai questo progetto. Poi ha avuto una fortuna, devo dire, io sono stato chiamato ad altri impegni, grazie anche alla perseveranza appunto della dottoressa Lupo, che ci ha creduto e l'ha portato avanti. Qui è stato già detto, i materiali, io conosco buona parte dei materiali che sono stati prodotti, sono stati veramente interessanti, e sarebbe un peccato, dobbiamo ringraziare il centro del catalogo che sta facendo questa operazione di recupero e di messa, diciamo, in rete. Sono dei materiali veramente straordinari. Dicevo, sono sempre stato un fautore da quando sono nei beni culturali, prima quando ero all'assessorato, poi quando ero alla biblioteca e ora anche come sovrintendenza, che questi due mondi, se riescono a dialogare anche senza soldi, riescono a fare delle cose straordinarie, perché gli insegnanti hanno voglia, hanno capacità, professionalità per poter porgere, per poter coinvolgere i ragazzi. Noi abbiamo i materiali. Io credo che in questi anni abbiamo cercato di mettere a disposizione i nostri archivi, che sono sterminati, che sono ricchissimi, sono veramente un patrimonio che vi invitiamo a scoprire. Per quanto ci riguarda, almeno abbiamo fatto il possibile per quello che è consultabile, che è ordinato, ma continuiamo anche noi a ordinarli. Cerchiamo di non mettere ostacoli e preclusioni alla loro consultazione, affinché possano arricchire il vostro lavoro e possano permettere a noi di far fluire e di fare il nostro mestiere, che è quello appunto di valorizzarli, non solo di conservare, ma anche di valorizzare i beni culturali nel migliore dei modi, finché si possa fare tutti assieme un servizio pubblico eccellente e al meglio delle nostre possibilità. Grazie.
Bene, grazie per tutti quelli che sono intervenuti e per quanto è stato detto sinora in maniera così precisa, incoraggiante, stimolante. Mi è molto piaciuta la posizione della professoressa Torrisi quando dice è una proposta culturale quella che intendiamo fare qui. Innanzitutto vorrei aprire una brevissima parentesi e poi la chiudo immediatamente. Questo è uno dei 2 corsi che verrà organizzato dal Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, in quanto a Catania verrà organizzato un corso gemello nei prossimi mesi, probabilmente entro il prossimo mese e mezzo, per tutti quanti i docenti di quell'area, perché già molti di voi, è stato detto, fanno il sacrificio di venire anche da centri abbastanza distanti, ma certo non si poteva pretendere che da Acireale venissero a Palermo ogni venerdì i docenti, per cui è stato pensato un altro corso che verrà gestito dai docenti dell'Ateneo per lo più catanese, non credo messinese, per lo più catanese, e sono tutti quanti soci sempre del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, che ha sempre inteso lavorare proprio nell'ottica della circolarità del sapere tra scuola e università. L'incontro di oggi mi sembra da questo punto di vista molto virtuoso, nel senso che sono qui presenti proprio come in un circolo virtuoso studenti che mi auguro un giorno possano entrare tra le file degli insegnanti, insegnanti che già operano magari anche da tanto tempo nel mondo della scuola, e la stessa università che qui non è un'estranea e non ha intenzione di impartire diciamo, conoscenze dall'alto, paracadutare ricette che non abbiamo, ma piuttosto ragionare insieme agli insegnanti che invece in maniera operativa si trovano ogni giorno sul campo, in alcuni casi anche in trincea piuttosto che sul campo, a toccare con mano i tanti problemi che ha la scuola, e non ultimo, anzi direi forse il primo, proprio quello linguistico. Un merito indubbio, credo, della legge regionale 9 del 2011 è proprio quello di farci tornare a riflettere, per chi già non lo facesse, ma sicuramente non è questo il caso degli insegnanti, sul problema dell'educazione linguistica. Quando leggi che vengono, queste sì, un po' paracadutate dall'alto del mondo politico, e più delle volte interessano la scuola, talora nascono o diciamo sulla spinta di motivazioni ideologiche, penso a alcune prese di posizione della Lega degli anni passati, o semplicemente si muovono lungo le necessità economiche che, vedi caso, toccano sempre questo segmento invece molto importante della società, e che dovrebbe restare un po' fuori da quella che è la crisi, perché altrimenti non si esce dalla crisi, come sappiamo. Tutti noi in qualche modo leggiamo dietro le intenzioni del legislatore forse qualcosa che non ci piace o che contravviene a quelle che possono essere le nostre idee sul modo di fare scuola operativamente in classe. Quando poi si parla in particolare di lingue, quando si parla di dialetto, le resistenze o gli abbracci incondizionati sono davvero tanti. Per questo anche questa legge ha suscitato un dibattito e non poche perplessità. Le famiglie si chiedono ma perché dovrebbero imparare il dialetto i nostri figli, dal momento che il dialetto tendiamo a escluderlo dalla nostra trasmissione linguistica familiare. Gli insegnanti che fanno i conti tante volte con le interferenze dialettali dicono ma ci mancava pure questa, come dovremmo avere più ore per insegnare italiano, e invece ci spingono in qualche modo, ci incoraggiano a lavorare sul dialetto. Pertanto leggi di questo genere diciamo, suscitano in ogni caso un dibattito. Ecco, il merito di questa legge è, oltre a quello di dire poco, come dice da sempre il professore, o dirlo in maniera molto sintetica,
è quello di invece consentirci di riflettere su quello che è evidentemente su quella che è l'educazione linguistica, che sembra essere entrata nel 79 nelle scuole medie e poi essersi un po' dissolta, come si sono dissolti appunto tanti progetti legati all'educazione permanente e alla formazione dei docenti. Quindi forse è giusto che noi la prendiamo come un'occasione invece per poter ragionare tutti insieme su quello che è il primo step, cioè è quello appunto dell'apprendimento linguistico e della riflessione metalinguistica, che è la cosa più importante in assoluto in tutte quante le scuole, veramente di ogni ordine e grado, perché non tocca soltanto le scuole elementari, non tocca le scuole medie, tocca i licei, ma tocca anche l'ultimo segmento, che è proprio quello universitario. Per questo parlo di ragionare collettivamente. Allora, io avevo preparato qualcosa per cominciare a entrare dentro l'argomento, ed è questa. Sono alcuni spunti. No, questo è troppo piccolo. Non si vede. Come non si vede? Allora, sarebbe auspicabile si leggesse, ma in ogni caso questi testi li troverete. Si legge? Non si vede più niente. Va bene, e allora vado un po' più. Questo? No? Allora, mentre viene qui Roberto Sottile e mi spiega mi dico di cosa si tratta. Ho selezionato, ma sì. Allora, per usare faceva lo esperto, visto che non si riusciva. Allora, ho selezionato soltanto alcuni stralci che mi sono sembrati interessanti per avviare un discorso con voi, che riguarda proprio la consapevolezza dei nostri personali percorsi linguistici, perché ciascuno di noi, prima ancora di essere un insegnante, poi non importa di quale segmento, sentivo poco fa il dottore Ribaudo dire mi sono incastrato alla regione dopo 30 anni di carriera scolastica. Pensi, io mi sono incastrata all'università dopo, invece anch'io devo dire con un po' di rimpianto ero nel mondo della scuola, e a questo punto nel mio percorso di promozione, perché sembra un'ascesa, desidererei tanto insegnare alla scuola elementare, perché quello è un segmento che mi manca e credo che proprio da lì invece occorrerebbe partire. Grazie professore. Allora, cosa ho selezionato e perché ho selezionato questi stralci? Perché ciascuno di noi, prima ancora di essere docente, è un parlante e quindi ciascuno di noi ha un'idea di che cosa sia la lingua, di che cosa sia il dialetto, di come ha attraversato gli spazi linguistici nelle diverse tappe della propria vita, sia da piccolo, da adolescente, quando ha abbracciato il dialetto o quando piuttosto l'ha abbandonato, quali fossero gli elementi linguistici peculiari della propria formazione familiare, quali quelli che ha appreso all'interno del mondo della scuola. E forse nel momento in cui noi entriamo in classe non dobbiamo mai dimenticare che anche noi abbiamo avuto le nostre difficoltà e che anche noi abbiamo dovuto fare i conti con i problemi legati alla comprensione di parole mai sentite, su cui poi soltanto nel tempo magari ci siamo accorti di non avere mai compreso a fondo quale fosse l'accezione semantica del termine, o di averlo magari anche scritto male o pronunciato male, o che invece si trattava di un regionalismo, cioè era una parola non italiana, non dell'italiano standard, diciamo. E ho preso alcuni di questi elementi per dire che questi percorsi veramente appartengono a tutti e queste riflessioni metalinguistiche attraversano anche la storia. Il primo di questi elementi che ho preso riguarda un autore siciliano dell'inizio del XVII secolo che però operò a Venezia e scrisse
le sue commedie, cercando di rappresentare i diversi spaccati linguistici dei suoi personaggi. E arrivato a un certo punto dice il siciliano, che è la mia lingua materna, spiegherà a sua concetti più chiari che sia possibile, ancor che io sia stato 44 anni fuori della patria. Cioè soltanto però nel momento in cui utilizzerò il siciliano riuscirò a essere chiaro a me stesso, nonostante il fatto che io in realtà non parli più del mio dialetto, quello che era il volgare siciliano, da 44 anni. Quindi nonostante fosse intercorso uno spazio di tempo che è una vita, eppure la sua lingua materna continua a essere per lui quella che meglio, in cui meglio riesce a esprimere se stesso e a chiarire a se stesso i concetti che vuole esprimere nelle commedie. E questo genere, diciamo, di riflessioni appunto si trovano in molti autori, a volte in maniera abbastanza diciamo disordinata. Per esempio Vittorio Altieri nella sua vita non scrive un'autobiografia linguistica, così come oggi noi facciamo scrivere ai nostri studenti, eppure in molti punti della vita di Vittorio Altieri troviamo riflessioni metalinguistiche molto interessanti che riguardano proprio il suo rapporto, a volte, non a volte, decisamente conflittuale con quella che è la sua lingua materna, la sua lingua di studio e la sua lingua di elezione, perché alla fine il più grande tragico del Settecento non era un italofono, non parlava toscano, lui decise, quella era la lingua di elezione, la scelse, ma in realtà lui parlava o piemontese o peggio ancora, diciamo, per quella che era il suo atteggiamento ideologico, il francese. Lui dice che si vuole sfranciosare in tutti i modi e ci sono molti passaggi della vita in cui lui affronta questo problema dei diversi codici linguistici. Questo avviene anche con Giacomo Leopardi in molte parti dello Zibaldone. Un testo che sicuramente ci consegna uno spaccato familiare peculiare pur all'interno di una italofonia condivisa e lessico familiare di Natalia Ginsburg, in cui invece pare che questa famiglia fosse molto incline a utilizzare neologismi e lei in qualche modo recupera tutti questi neologismi che in famiglia venivano utilizzati. Il d'accordo in casa nostra si chiamava, scusate perché sono andata troppo avanti, il d'accordo in casa nostra si chiamava dar spago, e questo è, diciamo, una fraseologia abbastanza comune. Quest'altro no, i fufignezzi erano per mio padre i segreti. Evidentemente appunto questo è un neologismo e molti di questi termini si trovano in un testo che di questo parla, cioè parla proprio di questa specie di codice criptico familiare. Ma sicuramente per quello che ci riguarda, in qualche modo riprendendo anche ciò che diceva prima il Belando, è questa affermazione tratta da Libera Nostra Mano di Luigi Meneghello, laddove Meneghello dice: ci sono due strati della personalità di un uomo, sopra le ferite superficiali in italiano, in francese e in latino, sotto le ferite antiche che rimarginandosi hanno fatto queste croste delle parole in dialetto. Quando se ne tocca una si sente sprigionarsi una reazione a catena che è difficile spiegare a chi non ha il dialetto. C'è un nocciolo indistruttibile di materia branded, presa con tralci prensili dei sensi. La parola del dialetto è sempre incavicchiata alla realtà, per la ragione che è la cosa stessa appercepita prima che imparassimo a ragionare e non più sfumata in seguito, dato che ci hanno insegnato a ragionare in un'altra lingua. Questo vale soprattutto per i nomi delle cose. Cioè, quando si nasce dialettofoni e poi l'italofonia, diciamo una conquista successiva, in ogni caso come nel Belando, nel momento in cui dobbiamo parlare di noi stessi, dobbiamo pensare, immaginare un oggetto, la prima parola che ci viene in mente non è nell'italiano, che è una L2, una lingua seconda, per quanto gestita benissimo, magnificamente. Meneghello certamente non si può dire che non conoscesse bene l'italiano, ma la prima parola che viene in mente non è in italiano, è in dialetto, perché le cose sono state appercepite, lui dice, direttamente in dialetto.
Italo Calvino, tutto può cambiare ma non il linguaggio che ci portiamo dentro, come un mondo tutto esclusivo e alla fine paragonabile all'utero della propria madre. Elias Canetti ci scrive sopra un libro che è La lingua salvata, e che è un testo bellissimo in cui emerge con forza per esempio la conflittualità col tedesco, che arrivato a un certo punto è la lingua di suo padre e sua madre, che lui non può parlare, ma che comincia a parlare soltanto con la morte del padre, nel momento in cui comincia a usare questo codice per far stare meglio sua madre. E quindi dentro il testo, che è appunto La lingua salvata, ci sono molti elementi di questo tipo. Non parliamo di Agatha Christophe, che nel suo percorso di profuga diventerà una scrittrice in francese, laddove però il francese non era affatto la sua lingua madre. E ancora, elementi di questo genere li riscontriamo nei nuovi scrittori migranti, quindi ho preso, poi troverete questi testi sul portale, anche qui una piccola citazione da Oltre Babilonia, che è un testo di Giabashego, che se non mi sbaglio è somala, però scrive in italiano, quindi ha pubblicato già un paio di romanzi in italiano. Andrea Camilleri, ovviamente. Andrea Camilleri, troviamo molte dichiarazioni che riguardano i suoi rapporti tra lingua e dialetto, ma non soltanto loro. Gli ultimi due, sinora abbiamo parlato di scrittori, gli ultimi due stralci che invece ho tirato fuori riguardano due linguisti, perché anche i linguisti da un po' si esercitano a ricostruire la propria in filigrana, diciamo, tutti quanti i propri percorsi linguistici. Uno è di Rosarna Sornicola, l'altro è di Tullio De Mauro, che tra l'altro ha scritto proprio 2 libri su questo, Parole di giorni lontani e Parole di giorni ancora più lontani. E anche Tullio De Mauro in realtà parla della sua vicenda tra Napoli e Roma. Questo esempio mi è sembrato molto indicativo di come i bambini lavorino sulle catene foniche piuttosto che sui significati segmentati della scrittura, e questo mi serve per farvi vedere nella seconda parte del nostro incontro un testo. Lui dice: la scoperta delle parole mi portò a cancellare dal mio lessico mentale il verbo pervenire, che inizialmente avevo introiettato sentendo e ripetendo "e per Benito Mussolini eia alala", in cui isolavo e Mussolini, e in mezzo però isolavo anche il participio passato di un verbo, io per